Da lì e buona Pasqua anche a te. Allora, in chiusura di questi collegamenti voglio andare a Piazza San Pietro da Sara Berta, perché all'interno della Basilica sono cominciate le celebrazioni, la celebrazione della Passione. Sara, raccontaci. Sì, infatti si è conclusa la preghiera universale del Papa, che è appunto tornato nella sua supplica al Signore davanti al crocifisso di San Marcello sugli ammalati e su chi si prende cura degli ammalati. Finita la preghiera universale è iniziata l'adorazione della croce che si è appena conclusa, e sempre appunto con la memoria a chi non c'è più e a chi sta lottando nelle corsie d'ospedale. Come Sara, dicevi tu, fra meno di facci vedere un po' di Piazza San Pietro, perché è una cartolina di oggi che ritroveremo dopo il TG1 con la Via Crucis. Come vedete. E questa è l'immagine che rimarrà. Soltanto qui ai lati della... Esatto, abbiamo tanti colleghi assiepati che stanno aspettando appunto l'inizio della Via Crucis, che, come ti dicevo, avrà, come dire, il contributo nelle meditazioni di 14 persone che vivono e hanno vissuto una storia intensa, sono ex detenuti, sono famiglie di persone che hanno avuto delle vittime di reato tra i propri cari. Come vedi, insomma, l'atmosfera è molto molto mesta. Grazie Sara, grazie di questo collegamento, e con questa immagine noi diamo tra poco la linea al telegiornale, perché parlerà appunto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, 19:30, adesso c'è il TG1.